Buongiorno da Marina Luzzi e buongiorno da Piero Caffio. Inauguriamo come sempre a quest'ora le nostre gocce di memoria, lo facciamo con Giovanni Guarino. Ciao Giovanni. Buongiorno Marina, buongiorno a tutte e a tutti. Dunque Giovanni, oggi non vogliamo parlare di un episodio, vogliamo parlare di una persona, di uno scrittore, di un giornalista, di un grande nome della letteratura, del giornalismo e soprattutto di un tarantino. Di un tarantino che dicevamo al telefono sentendoci, sta diventando un po' un santino, dobbiamo cercare di preservarlo anche da una narrazione facile che se ne fa e che talvolta è anche lontana da quello che era il suo pensiero dissacrante su molti aspetti, e lucido e critico. Parliamo di Alessandro Leogrande che qualche giorno fa avrebbe compiuto il compleanno. Che pensi di questa inflazione in qualche modo su Alessandro? Dal 20 maggio, giorno del compleanno di Alessandro, che qualche anno fa celebrai insieme alla madre e ad alcuni amici, passeggiando per Cittavecchia, leggendo sui tratti, cosa che mi piacerebbe farla diventare fissa, insomma, ma non sto facendo altro che passeggiare con lui in via Duomo, in Cittavecchia, in questo periodo, e chiedermi cosa avrebbe scritto, cosa ci avrebbe detto, quanto ci avrebbe illuminato, cioè come sarebbe stata stella polare in una Cittavecchia che sta cambiando, sì, ma sta cambiando in un certo modo. Quindi io con Alessandro ho passeggiato e parlato per ore, insomma, e non ti nascondo quanto sia stato di aiuto per la mia visione, perché la mia visceralità rispetto a quei luoghi è nota, insomma, però lui aveva la capacità di uno sguardo altro, ecco. Ed era cosa ti ricordi che ti diceva rispetto a questo? Cioè, cosa ti è rimasto più in testa? Ma quello che mi è rimasto in testa è quello che lui ha scritto. Fumo sulla città, un mare nascosto, per esempio. Quando parlammo di questa cosa tantissimi anni fa, l'esempio che si faceva era che se uno abita alla Salinella in questa città e non si muove da quel luogo, mare non ne vede. È proprio vero. Per mesi. Ecco perché il mare nascosto, parliamo tanto del mare, ma il nostro rapporto col mare è stato sempre molto strano, insomma, adesso si sta un po' più deteriorando rispetto ad una non attenzione a questa energia che riempie la città. Cioè Taranto è così perché è circondata da questi mari che non sono neutrali, non sono statici, ma non perché si muovono con le onde, perché proprio si trasferiscono energie, si trasferiscono viaggi, e quindi con Alessandro si parlava tanto di questo, come si parlava moltissimo di un mantenimento della memoria forte rispetto a certe cose. Cioè una delle prime discussioni che abbiamo fatto era proprio su questo, su come si può mantenere una memoria in una transizione, in un passaggio, perché il passaggio è sempre pericoloso, ti può portare ovunque, e davvero dal 20 maggio proprio c'ho questa cosa dentro. Sto passeggiando con lui, sì, davvero, anche rispetto a cose che vedo, a cose che si sentono dire, a rapporti col territorio, alle persone della Cittavecchia, come sono cambiate anche, e se cambiano quelle veramente sarà un problema non da poco. Cambiare nel senso dell'appartenenza al luogo, non cambiare, perché la gente deve assolutamente cambiare, ma c'è uno smarrimento generale. Guarda, ogni tanto lui sicuramente sarebbe stato di aiuto, cioè lui, Roberto Nisti e altri sono stati. Io ho fatto una narrazione che si chiama Vivo Ospizio, no? Come no? E ne ho molto discusso con loro rispetto a questo, anzi non dico che quasi l'ho scritta a quattro mani con Alessandro. E l'altra cosa di cui avevamo parlato e stavamo parlando l'ultima volta che ci eravamo visti, prima che purtroppo andasse via, era che volevo fare una seconda parte chiamata Alzheimer, e lui sorrise su questa cosa, perché è una città
ammalata d'Alzheimer socialmente questa, cioè dimentica, però per ritrovare se stessa deve tornare agli spartani, e poi è aggressiva ma nello stesso tempo diventa infantile, allegra, cambia continuamente. È una città umori. Adolescente in questo senso. Diciamo. Emotivamente adolescente. Chiudo dicendoti questa piccola cosa, poi non ho più il tempo. È stata dedicata ad Alessandro Leogrande la passeggiata Leogrande, cioè non ne volevo parlare, Maria. Non ne volevi parlare? No, perché davvero sono anni che stiamo cercando io ho fatto una serie di interventi giù con l'Aristosseno, con la Bettolo, con altre scuole, e il mio sogno sarebbe far diventare quel posto un posto dedicato non ad Alessandro ma al suo pensiero e al suo modo di raccontare le cose, cioè fare lì un sito dove ci fosse un presidio continuo legato alla lettura, al libro, alla conoscenza. Chissà che non avvenga. Io quello che penso è che in questo momento è un luogo un po' abbandonato quello, infatti, perciò ti dico. Ed è il luogo un po' degli ultimi. L'ultima cosa che ti dico, non so quanto lui sorride quando lo vede. Quando ho lavorato lì con i ragazzi, una cosa che mi ha colpito è la presenza di non so adesso se è ancora, ma era la presenza di extracomunitari che si andavano a sedere a quelle panchine e guardavano il mare. Per quello ti dicevo che secondo me è il posto giusto, non potevano dedicargli un posto migliore da questo punto di vista, perché è abitato e goduto appunto molto da persone che lui raccontava e da questo affaccio sul mare e viaggiano, vanno oltre l'orizzonte con il loro pensiero. È stata una cosa bellissima quando l'ho vista. Abbiamo fatto lo stesso pensiero. Grazie Giovanni e grazie per questo ricordo. Ti abbraccio forte. A Maria, grande Maria. Ecco.